Benvenuti al Borsino del Vino. Benvenuti a voi tutti. Anche oggi vi segnaliamo 2 vini di ottima espressione qualitativa. E dal giusto valore medio di mercato. Il primo è un bianco che è ottenuto da uve Cataratto in purezza. Vitigno che più degli altri in questo momento è rappresentativo del vigneto bianco siciliano, sfoderando caratterizzazioni di autoctonia, di tipizzazione e fresca piacevolezza. Il Cataratto V90 è prodotto dall'azienda Brugnano di Partinico. I terreni sono dislocati tra la provincia di Palermo e di Trapani. Ve lo segnaliamo per la sua fresche note di fiori e frutta bianca e ritorni agrumati e minerali. La sua persistenza gustativa lo orienta verso un agile abbinamento. Infatti, oltre che come aperitiva, si sposa perfettamente a primi piatti quali le linguine con gamberi e pomodorini. Il suo valore medio di mercato è intorno ai 7 euro. L'altro vino è un rosso, da uve Nero d'Avola e Cabernet Sauvignon. Il matrimonio tra il vitigno principe siciliano Nero d'Avola e l'alloctono Cabernet Sauvignon è tra i più riusciti. Infatti quest'ultimo sostiene e caratterizza i blend ottenuti. L'azienda agricola Marchesi De Gregorio produce il Gregorio Massimo su terreni collinari del comprensorio di Monreale in provincia di Palermo. Da uve vinificate con rigorose tecniche si ottiene un vino dalle note di frutta matura ed erbacee ed in bocca ha bel corpo e tannino ben presente. Da abbinare secondo i piatti strutturati, quale un carré di maiale alla brace, valore medio di mercato 8 euro. Vi aspettiamo venerdì prossimo all'interno del Borsino del Vino con nuove proposte. Continuate a scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica borsinodelvino@email.it. Potete rivedere tutte le puntate precedenti collegandovi al sito winereality.wordpress.com.